Buongiorno, ci troviamo presso la sede del Consorzio di Bonifica Delta del Po insieme al direttore, l'ingegner Giancarlo Mantovani, direttore di entrambi i consorzi di bonifica della provincia di Rovigo, sia quello del Delta del Po, quello Adige del Po. Grazie Giancarlo della tua presenza e dell'ospitalità. La situazione allo stato dell'arte sulla siccità. Sì, per quanto riguarda la siccità, i dati pluviometrici resi noti da ARPAV ci dicono che sono più di 3 mesi che non piove. In questa situazione abbiamo i fiumi principali che ci interessano, Po e Adige, che cominciano ad avere grossi problemi anche nel nostro territorio. Adige è sceso a quota meno 3,90 a Boara e questo significa che la portata è sui 60 metri cubi al secondo, sotto il limite degli 80 stabilito dall'autorità di bacino. Se dovesse diminuire la portata, in quanto anche chi è a monte deriverà acqua irrigua, qui avremo problemi. In questo momento in Adige stiamo derivando comunque perché abbiamo una barriera antisale che sta funzionando. Funziona fino ad una certa portata del fiume, oltre diventa trasparente. Per quanto riguarda il Po, stessa cosa, abbiamo già superato la prima soglia d'allarme che è a 600 metri cubi, oggi siamo a 510, 515 questa mattina, sta scendendo e anche lì se chi è a monte comincia ad arrivare acqua irrigua per l'irrigazione avremo problemi a valle con la risalita del Cuneo Salino, ma anche qua le due barriere che abbiamo antisale stanno funzionando e stiamo fornendo acqua irrigua anche con queste portate. Dovrebbe piovere la settimana prossima, stiamo tutti guardando il cielo per sperare in qualche goccia. Quindi dopo ci aspettiamo che insomma, dalla Regione arriveranno eventualmente delle ordinanze poi da applicare sui territori per l'uso dell'acqua in maniera insomma, corretta e in base appunto a questa problematica.